Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi i paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 2 gennaio 2023. Stati Uniti d'America, una tempesta invernale sta colpendo ampie parti degli Stati Uniti con temperature fino a 20 gradi sotto lo zero, bufere di neve e raffiche di vento oltre gli 80 km orari. Le autorità locali consigliano di limitare allo stretto necessario viaggi o gli spostamenti in automobili, in particolare se di lunga percorrenza sulle arterie autostradali. Si suggerisce di mantenersi aggiornati sulle condizioni e sulle previsioni meteo sul sito del Servizio Meteorologico Nazionale National Weather Service www.weather.gov. Il traffico aereo, in caso di sviluppi avversi, potrebbe subire delle interruzioni e molti voli potrebbero essere cancellati o subire ritardi. Si consiglia pertanto di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo. E sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, dopo l'eruzione nel novembre 2022, il vulcano Mauna Loa sull'isola di Hawaii ha cessato l'attività. La situazione continua comunque ad essere sotto osservazione da parte dell'Hawaii Volcano Observatory. Si suggerisce di mantenersi aggiornati sui canali della Hawaii Emergency Management Agency e di prenotare i voli per l'isola solo dopo aver interpellato le compagnie aeree. Marocco, aggiornamento Covid-19, le autorità marocchine hanno disposto la revoca delle restrizioni sanitarie finora in vigore. Pertanto, ai fini dell'ingresso nel paese, tutti i passeggeri sono tenuti a scaricare, a stampare e a firmare un modulo sanitario da presentare all'imbarco o all'arrivo all'aeroporto di destinazione. Si comunica inoltre che a partire dal 3 gennaio 2023 e fino a nuovo avviso, le autorità locali hanno disposto il divieto di ingresso nel territorio marocchino a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina, indipendentemente dalla propria nazionalità. Si raccomanda di consultare regolarmente i siti ufficiali dei ministeri marocchini, esteri, salute e turismo e o il sito ufficiale dell'Ufficio Nazionale degli Aeroporti ONDA per tutti gli aggiornamenti. Ucraina, aggiornamento Covid-19, non è più richiesto alcun certificato di vaccinazione o test Covid-19 ai fini dell'ingresso nel paese. Si ricorda tuttavia che i viaggi in Ucraina sono sconsigliati a qualsiasi titolo. Burundi, a seguito di alcuni casi di colera a Bujumbura e a Cibitoke, dal 1 gennaio 2023 il Ministero della Salute del Burundi ha dichiarato ufficialmente un'epidemia nel paese. Si raccomanda dunque di tenere alto il livello di attenzione e di attenersi alle indicazioni delle autorità sanitarie, in particolare lavare accuratamente e frequentemente le mani, evitare cibi crudi, bere solo acqua in bottiglia. E con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri e Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.